è importante dal punto di vista scientifico perché affronta due temi della trapiantistica. Uno è la cura con trapianto dei malati diabetici, è stato detto gravissima malattia sociale, l'insulina cura ma le complicanze, la cecità, la neuropatia, l'insufficienza renale molte volte procedono, quindi il trapianto è in grado di impedire queste complicanze, trapianto dall'uomo diciamo, ecco. Certo che pensando a una malattia così grande dal punto di vista sociale, scatta immediatamente il fatto che anche riuscissimo a fare al meglio il trapianto di pancreas che risolva questi problemi, non ci sono donazioni sufficienti. Allora ecco che la seconda parte, cioè integrata del congresso, è lo xenotrapianto, cioè il trapianto da una specie ad un'altra specie. In particolare stiamo parlando di trapianto dalla specie maiale, che è la più potenzialmente usabile, alla specie uomo, passando prima però di arrivare all'uomo a delle sperimentazioni sul primate. Questo è lo stato attuale dell'arte. In questo settore di xenotrapianto ci sono alcune cose che sono partite e si sono un po' arrestate. Noi per esempio abbiamo condotto uno studio sullo xenotrapianto di rene da maiale transgenico a primate, siamo riusciti ad avere una sopravvivenza di 3 mesi, non basta, stiamo aspettando che altrove, perché non è nostro compito in questo settore, si riesca a condizionare meglio il rene del maiale da poter avere meno antigeni ed essere quindi usabile per un periodo più lungo di tempo. Noi in questo momento, tramite soprattutto la figura dell'immunologo Emanuele Cozzi, che è stato merito mio e di qualche altro, è stato di riportarlo in Italia dopo che era andato a Cambridge per sviluppare un suo know-how, quindi felicemente guida la parte immunologica di questo progetto e lui è anche il responsabile del progetto europeo Xenom, l'unico questo progetto. Sono 22 centri, 11 paesi, 10 milioni di euro che sono stati dati perché la regione, l'Unione Europea, diciamo in qualche modo vuole vedere cosa si possa fare in questo settore. Ci sono molte unità. Noi in questo momento siamo impegnati per lo studio del trapianto di cellule neuronali nel primate reso parkinsoniano. Anche il Parkinson è una malattia diffusa, malattia sociale, molto invalidante, e abbiamo ottenuto dei risultati molto lusinghieri, con la collaborazione, come dicevo prima, anche della medicina nucleare di Rovigo, per dire che, perché lo dico? Perché a me piace e credo che il Veneto sia un'unica grande metropoli e quindi dove ci sono le possibilità di collaborazione è bene svilupparle e crearle. Questo alla fine, sapete, non è solo studio, cioè queste cose producono alla fine molto migliore assistenza rutinaria anche per i malati, perché quello che si sviluppa è nella testa nostra e quindi quello che riusciamo a fare studiando alla fine significa il meglio anche per i nostri pazienti. Quindi la domanda specifica è che noi abbiamo la prova scientifica che cellule neuronali di maiale transgenico trapiantate nel primate sono state capaci di ridurre di molto, diciamo, le manifestazioni del Parkinson, e abbiamo la prova provata che sono cellule tuttora vitali dove sono state trapiantate a più di 6 mesi dall'innesto.